fronte di questo, in una breve chiacchierata che abbiamo fatto insieme, mi è saltato all'occhio un argomento che lei aveva toccato durante il nostro incontro. Presidente Andrea Boss, ci può spiegare allora, a fronte di questo comparto in continuo sviluppo, che cos'è l'Hydrogen Hub che voi state mettendo a terra e che sembra dare grosse opportunità a tutto il comparto aziendale? Certamente. Definizione veloce, l'Hydrogen Hub è un punto di scambio energetico domestico internazionale che permette di approvvigionarsi per le differenze mancanti al sistema o eventualmente di esportare un eccesso stoccato. Ma entriamo nel dettaglio, a cosa serve? Il progetto europeo dell'Hydrogen Valley mira a una produzione domestica e organica di idrogeno, quindi progressivamente creiamo nuovi Hydrogen Valley distribuiti nel territorio. Ciascuna produrrà delle quantità di idrogeno che in parte saranno assorbite dalla domanda del territorio, in parte potranno essere ritrasferite altrove ove necessario. Ora, questo processo, che chiaramente è virtuoso, è un processo che ha delle tempistiche. In realtà, per accelerare la transizione verso la molecola verde, noi dobbiamo garantire alla grande industria un accesso potenzialmente illimitato alla molecola. Pensiamo ai grandi soggetti energivori e gasivori. Possono facilmente sostituire la loro domanda di molecole carboniose con la molecola verde dell'idrogeno. Ora, per poter fare una transizione tecnologica e fare degli investimenti in capitale fisso a grandi forni, combustori e quant'altro, la grande industria deve essere certa di potersi approvvigionare della molecola. Diversamente, come potrà mai pianificare degli investimenti già a medio termine? Il progetto del Lab, di cui ho visto tra l'altro con piacere essere replicato in Canada, negli Stati Uniti e in Australia, che sono tra i pionieri della distribuzione e produzione dell'idrogeno per usi industriali, non come molecola da gas tecnico, proprio per uso come vettore energetico. In questo contesto noi riusciremo di fatto, utilizzando il modello di approvvigionamento che conosciamo logistico, è quello degli idrocarburi, a importare le quantità addizionali che il nostro sistema, di cui il nostro sistema industriale abbia bisogno, per garantirlo alla grande industria. Si pensi che solamente nell'area di Porto Marghera ad oggi abbiamo circa 100.000 tonnellate di idrogeno prodotto e consumato. Al 2026 già si pianifica di quasi triplicare la domanda organica del sistema, rebus sextantibus, cioè solamente con quanto è oggi noto che sia approvato e pianificato negli investimenti delle aziende, quindi stimiamo che questo valore sia molto più elevato. Di Porto Marghera sono 2.200 ettari, quindi è un sottoinsieme della provincia. Ora allarghiamo questo al Veneto e poi alla Lombardia, al Friuli Venezia Giulia, è facile intuire quale sarà la domanda. Non potremo mai raggiungerla così rapidamente con una produzione organica di Hydrogen Valley, ma potremo diversamente accoppiare l'approvvigionamento sul modello degli idrocarburi, che è quello di importare l'idrogeno o vettori dello stesso, vettori intermedi dell'idrogeno, per poi ridistribuirli alla grande industria, che potrà a questo punto facilmente pianificare investimenti. Questo di fatto accelererà molto la transizione, perché quando alla grande industria sarà consegnata la quantità di molecole necessaria, di fatto tutti gli altri settori inseguiranno questo, compresa la mobilità, di cui, come sappiamo, già Venezia pianifica di avere autobus idrogeno nel 2023. Molto interessante, molto, molto interessante, che veramente... Se posso, Prego. un punto che nel molto che a volte c'è da dire. Questo modello non è un modello, è un modello che nasce a Venezia, viene consegnato al sistema industriale, ma non vuole essere un modello di Venezia. È un modello almeno per il nord-est, ma che deve essere consegnato anche al nostro sud. Il nostro sud Italia ha un grandissimo vantaggio rispetto a tutta l'Europa, che è la più alta producibilità fotovoltaica del continente, oltre a una minore intensità industriale. Quindi questa opportunità ci permette di pensare a un eccesso di produzione di idrogeno che potrà essere inizialmente o ritrasferito al sistema industriale più energivoro del nord e diversamente in futuro, man mano che la produzione organica aumenti, anche essere esportato. Quindi cambiare il segno della bilancia commerciale ed energetica del paese in quel settore, con un grandissimo impatto anche di investimenti in capitale fisso e di occupazione addizionale nel nostro sud. Sì, che ne avrebbe assolutamente necessità.